Buonasera a tutti, ben ritrovati come sempre in questo spazio. Abbiamo di nuovo la diretta con le Sibille ogni martedì e venerdì alle 20:30 fino alle 21. Da quando abbiamo cominciato con il cerchio di fuoco per la protezione dell'Italia, dunque a creare l'egregore del cerchio di fuoco, mi prolungo un pochino per farlo insieme a voi in diretta, ma diversamente la diretta, almeno per quello che riguarda l'interrogazione delle Sibille, dura fino alle 21. Dunque vado in ordine di arrivo, vi ricordo che potete telefonarmi in diretta al mio numero 347 8702 622. Buonasera Marietto, oppure potete scrivermi sulla chat dal vivo. Dunque, io sono qui a disposizione, abbiamo questa mezz'oretta di tempo, mi raccomando, sappiate che rispondo in ordine di arrivo, dunque chi tardi arriva, come si suol dire, mal alloggia. Allora, vi ricordo ancora anche che per chi non l'avesse ancora fatto, potete iscrivervi al mio canale YouTube, per chi non l'avesse ancora fatto sarebbe molto bello se vi iscriveste anche al canale YouTube del Marietto Veneziano. Noi durante la settimana comunque condividiamo delle divulgazioni di radiestesia, radionica, altre materie esoteriche all'interno dei gruppi Facebook e ogni lunedì ci troviamo tra le 20:30 e le 21 anche sul canale Telegram, il gruppo Magici Arcieri Bertoldini. Dunque, questi sono gli appuntamenti per quanto riguarda appunto i gruppi, per la diretta, come sempre, ripeto, martedì e venerdì dalle 20:30 alle 21. Buonasera Antonio, buonasera Tamara, buonasera Giada, buonasera Perla. Mi fa molto piacere ritrovarvi, ci teniamo un po' di compagnia con questa mezz'oretta. Abbiamo anche Greta che parte già con una domanda. Allora, buonasera, volevo sapere se ci sarà un incontro in amore che mi darà stabilità sentimentale. Sono del 27 gennaio 78, grazie mille. Benissimo, allora direi di cominciare. Vi ricordo, mi raccomando, quando mi ponete una domanda è necessario il vostro nome, la vostra data e la domanda precisa. Se chiedete anche su altre persone, ricordatevi anche il nome e la data dell'altra persona. Benissimo. Allora, Greta, vediamo se arriva qualcuno che ti porta stabilità, un po' di stabilità sentimentale. 27 gennaio 78. Saluto intanto anche Marina, Marisa, Angela, Italia, Kiwi. Allora, vediamo Greta. Guardiamo il taglio. E beh, già il taglio ci dice, insomma, che c'è un gran parlare di sentimenti di amore. Allora, io penso che una persona molto valida tu l'abbia già incontrata in passato. Era però una persona un po' orgogliosa, ma ti ha dato delle cose, anche durata credo anche un po', ehm, però non vedo uno stacco con questa persona. Forse c'è ancora quest'ombra nella tua vita, questa presenza nella tua vita, ma vediamo un po' il momento presente. Al presente purtroppo è una linea non tanto, non tanto favorevole. Abbiamo sì qualcuno che si direbbe di buona volontà e con un certo interesse nei tuoi confronti, ma ho la sensazione che ciò che arriva sia più qualcuno già impegnato oppure che non vuole impegni e dunque questa è una cosa che ti procura abbastanza diffidenza nei confronti degli uomini, ma anche una certa sfiducia. Te ne hanno raccontate tante di storie. Allora, comunque
nel tuo futuro prossimo c'è un incontro che ti farà pensare, c'è un qualcosa che andrà a concretizzarsi di più. Non escludo che possa essere qualcuno già del tuo passato, oppure perché non si parla di un nuovo incontro, anche se è probabile che il nuovo incontro ci sia stato proprio nel passato recente, prima, forse prima di tutti questi blocchi, di tutte queste restrizioni. Comunque riceverai notizie da un vecchio amore in futuro, per questo non vedo questo stacco, sembra che ci sia la possibilità comunque di un ritorno, ma ad ogni modo sarà sicuramente un qualcosa di fortunato che ti darà delle consolazioni, ma non vedo ancora stabilità nella stesa di questa sera. Probabilmente ci vorrà ancora tempo. Ok? Vi ricordo che io indago sempre nell'ordine di 3-6 mesi, dunque non è un no definitivo, chiaramente Greta, però è più probabile che sia qualcuno del passato. Andiamo avanti. Allora, Tamara, 14 gennaio 74, riprenderò il lavoro entro maggio? Bella domanda. Vediamo un pochino, Tamara, di rispondere alla tua domanda. Allora, vediamo un po'. Mm. Allora, il lavoro che hai fatto in passato, perché io, ricordate, parlo sempre del passato per cominciare, perché la prima linea per me è il passato recente, dunque, e comunque il passato recente che mi mostrano le sibille durante la stesa è sempre quello che ha a che fare e attinenza con la domanda che mi ponete. Dunque, nel passato ho visto che un lavoro che a te piaceva è stato, o c'è stato un cambiamento, vedi, un qualcosa di imposto, non un cambiamento scelto da te, ma qualcosa che le circostanze hanno voluto per te, e effettivamente è proprio un cambiamento di lavoro, vedi che è proprio qui, però è stato un cambiamento che tutto sommato non è un cambiamento non favorevole. C'è da capire in che termini, io purtroppo non ho riferimenti riguardo te, dunque vado ovviamente cercando di dare un senso alla stesa. Vedo un colloquio, lo vedo molto presto anche, molto presto questo colloquio con la possibilità appunto di concretizzare qualcosa, qualcosa che ha già a che fare con un'attività o un qualcosa che tu sai già fare, è un qualcosa già consolidato in te, sono competenze che hai già. E la vedo molto favorevole, ok? In effetti è possibile che già adesso tu venga contattata o nel prossimo periodo, ok, che ti venga proposto qualcosa e poi sarà più avanti che avverrà proprio il colloquio vero e proprio e una proposta diciamo molto, molto allettante. In effetti la cosa ti porterà allegria, soddisfazione, no? In un certo senso, una consolazione e anche, vedi, proprio un sentimento di leggerezza, no? Ma positivo, non leggerezza negativo, però porterà un cambiamento e forse anche un cambiamento che ti porterà la perdita di qualcuno, oppure dovrai insinuarti in una situazione o sostituire qualcuno. Ehm, per quanto riguarda poi l'esito, comunque ci sono degli ostacoli e questa attesa è un'attesa comunque che porterà i suoi frutti, ma anche delle preoccupazioni. Comunque io
la vedo favorevole la cosa, anche se magari non sarà proprio, sarà un lavoro che conosci già, ma non sarà il tipo di ambiente di lavoro che tu preferiresti, ok? Vediamo un pochino, però oserei dire di sì, eh. Magari vieni contattata subito per tornare alla tua domanda, Tamara, magari vieni contattata presto, comunque ti verranno date delle notizie entro breve e con qualche alto basso poi dovresti ricominciare, però un qualcosa non tanto, cioè non è che ricominci in tromba, un po' alla volta, forse il senso di quel ladro era questo. Vediamo un po' Perla, 2 agosto 74, una stesa in generale. Ok, farò del mio meglio, anche se mi date qualche indizio, magari almeno un ambito, non so, l'amore, il lavoro, perché altrimenti è difficile, siccome le carte mi parlano di tutto in base alla domanda, e la domanda farmi da chiave di lettura oltre ai dati che posso conoscere di voi che mi comunicate. Dunque, provo, Perla, però sappiate che sono domande troppo generiche e non mi aiutano. Allora, insomma, c'è molta preoccupazione, un grande abbattimento. Ma guarda, le carte poi non sono male, certo, il taglio ci parla di una preoccupazione, un grande abbattimento, guarda, molto grande l'ho visto, però in realtà a livello oggettivo, o almeno per come compaiono le carte della stesa, non vedo poi un problema vero, ok? Forse più un problema di percezione perché hai bisogno comunque avevi nel passato qualcosa di più concreto, dell'intimità, una compagnia, la presenza, vedi? Poi c'è una prima linea del passato veramente molto favorevole, molto, molto bella, dove anche si parla di un qualcosa che va a concretizzarsi, già solido, già presente e che poi fa un passo in più, ma c'è una trasformazione, un cambiamento, questo un cambiamento in genere è un cambiamento volontario o uno spostamento, ok? Adesso in questo momento vedo comunque che stai pensando a qualche occasione da cogliere, stai cercando di trovare un'occasione giusta per te, probabilmente c'entra qualcosa la casa, perché vedo comparire la casa. Dunque è possibile che tu stia pensando a qualcosa, a una qualche soluzione, a una qualche alternativa. E, c'è comunque un progetto, ci sarà un progetto che dovrà essere avallato comunque anche da altre figure, altre persone e che comunque è un progetto che ti porta molti rimpianti, hai delle grosse, grosse preoccupazioni, ma anche dei sentimenti molto pesanti addosso, forse la sensazione che si vada, questo sarà in realtà nel futuro prossimo, dunque avrai la sensazione che si andrà a chiudere in modo definitivo qualcosa senza la possibilità di ritornare indietro. Dunque capisco anche che da una parte ci sia la volontà di fare qualcosa che riguarda la casa, dall'altra un po' soprattutto in futuro, quando probabilmente la cosa potrà prendere una certa piega, poi tu possa essere sopraffatta da delle emozioni di qualche tipo. Però devo dirti che vedo o il corteggiamento di un uomo più grande, vedi che qua, o di un uomo comunque che ha un atteggiamento molto chiuso, molto freddo, però comunque si farà capire, ok? Solo che ho la sensazione che forse non è che ti farà entusiasmare più di tanto, solo che, vedi, qua comunque l'esito è un esito positivo,
dove c'è la possibilità di prendersi cura e di sanare certe cose, no? E anche questo è un buon esito, qualunque sia la cosa che andrai a vivere, sia che sia nell'ambito economico o nell'ambito sentimentale, io comunque vedo che eseguite alcune cose, alcune scelte, alcune riorganizzazioni che vanno a sanare le cose, nonostante qualche timore e incertezza verso il futuro, vedo che comunque ci sono segnali molto positivi in chiusura, ok? Dunque non vedo una stesa drammatica, sebbene il taglio mi abbia fatto vedere che o stai vivendo un momento in modo molto forte dentro di te, oppure c'è in arrivo proprio un qualcosa non piacevole, ma dopo tutto quello che vedo è positivo, ok? Dunque non ti preoccupare, Perla. Allora, intanto saluto Giuseppina, Tiziana, Vincenza, Fiorella e abbiamo la domanda di Marisa. Marisa, 17 settembre 1960, ok, compro una vocale. Allora, Marisa Angelini, 17 settembre 1962, amore futuro, ce la posso fare. Allora, vediamo il taglio. Qualche scambio, qualche messaggio con un uomo giovane, bruno. Mm-hmm. Allora, beh, devo dire che il passato nel tuo caso è stato un po' meno felice di quello per esempio della stesa prima, per quanto riguarda la situazione d'amore poi in questo caso, perché deduco che tu sia stata tradita, che questa cosa ti abbia fatto molto dispiacere, anche perché probabilmente è stato un tradimento da qualcuno che avevi vicino. E dunque questo, insomma, sono dispiaceri che ancora probabilmente ti condizionano riguardo all'amore, però insomma non ti abbattere, soprattutto non continuare a pensare al passato, perché vedo che sei ancora lì, che un po' sogni, ma sogni sempre, non stai sognando libera, cioè partendo da zero, facendo, come dire, un taglio netto, c'è sempre un po', sogni, ma sempre in funzione del tuo pregresso, del tuo passato. Dunque rischi di portarti dietro nel futuro comunque un abbattimento, no? Di essere demoralizzata riguardo proprio alle faccende d'amore, anche perché comunque vedi che la carta del nemico in questo caso è quasi come se tu percepissi che nel momento in cui qualcosa sembra cominciare si creano degli ostacoli. Però devo dirti che potrebbe nascere qualcosa con qualcuno lontano, un bel sentimento, un'attrazione molto, molto forte da parte di entrambi e ti dico, secondo me non ci vorrà molto, ok? È comunque una persona che molto, molto valida, che si sa vendere bene, può essere una persona preparata, apprezzata, ok? Dunque potrebbe nascere inizialmente come amicizia, e poi potrebbe diventare qualcosa di più, però non so se sarà completamente libero, eh. Ad ogni modo, qualcosa lo vedo che si muove per te, un amore a distanza. Dunque, preparati i pollici che scriverai un po'. Allora, vediamo Vincenza, che pareva con questo mouse
non riesco mai a regolarmi. Vincenza, è possibile perché C, 24 agosto 70, non mi dà attenzione, mi manda solo il messaggio del buongiorno e poi non si fa sentire più. Grazie. E la domanda? Vincenza, non l'ho capita. È possibile perché? Ah, forse è possibile sapere perché, volevi forse questo? Vediamo se la mia intuizione su quello che intendevi dire non ha sbagliato, credo che tu voglia sapere perché dalle carte lui ti manda solo il buongiorno e poi non si fa sentire. Vediamo di capire. C, 24 agosto 70. Ah, grazie Greta, mi fa piacere. Io ho già dimenticato cosa ti ho detto, ma se sei contenta tu va benissimo. Allora, vediamo Vincenza, torniamo a te. Allora, vediamo questo C, Mannaggia, questi buongiorno. Eh, ma che passato ha costui? Che lo vedo. Mm. Mm. Allora, senti, questo qui, vediamo, provo a spiegartelo un po', però le sensazioni che io ricevo così a prima vista da queste carte non sono le migliori. Io credo che questo qui sia un po' uno che scrive qui, scrive lì, svolazza qui, svolazza lì, non è un tipo che abbia tutto questo desiderio di fermarsi. Secondo me si porta dietro un carico quest'uomo, ok? Un carico, non so di che natura, però è proprio una decisione che ha preso lui, di non, ha sofferto in passato, ora, insomma, diciamo che se la vuole vivere senza grandi impegni. Vedo comunque che ha un'attrazione verso di te, però sai, è da questo che io mi rendo conto che ci deve essere dell'altro. Vedi quante figure, c'è un'amica qui, un po' come se alla fine cioè, vuole tenerti agganciata, ma più che un'amicizia non vuole da te, anche perché guarda, queste tre carte in fila qua, per quanto riguarda eventualmente le relazioni, cara mia, levaci mano, come si dice in Sicilia, non è per niente affidabile, è un tipo superbo che comunque non darebbe nessuna garanzia di continuità. E poi comunque ci sono altre donne in ballo, è tutto qua. E vedi che lui scrive, sì, sì, ma lui ha un bel segretuccio, eh? Non è libero quest'uomo. Secondo me non è che è neanche occupato, è che proprio tiene tutto in caldo, ma è bruscato, vedi che c'è ancora qua la donna amata del passato, dunque non lo so, cara. Questo C ti manda il buongiorno, ma non si lancia perché troppa carne al fuoco. Allora, buonasera Simona Coletta. Vorrei sapere se riesco a migliorare la mia situazione finanziaria. 4 agosto 65, grazie. Vediamo subito, Simona. Simonetta. Coletta, Simonetta. Vediamo. Allora, vediamo se migliora un po' la situazione finanziaria di Simonetta. Qual è l'occasione che rimpiangi che ti sei fatta sfuggire? Parliamone. Allora, io vedo che questo
è il presente veramente che ti sta demoralizzando, perché in passato non era tanto male, c'erano delle occasioni, in fondo anche non lo vivevi come un problema, eri abbastanza tranquilla, no? C'è qui, anzi ti sentivi anche quasi ti stavi realizzando, e questa è una cosa che ti piaceva, e che comunque ti dava delle soddisfazioni e anche alcuni riconoscimenti, e questo è il tuo passato. Il presente, mia cara, hai la sensazione di lavorare tanto o di aver tanto da fare e di non essere ripagata in modo corretto, come se tu dovessi fare tanti sforzi, e comunque c'è sempre qualcosa che rema contro, e questa è una cosa che ti manda tanto in abbattimento. Lo vedo proprio, insomma, ci sono degli ostacoli che tu percepisci esserci, che non hanno ancora fatto una vera manifestazione, ma cioè, tu capisci che qualcosa non va, ma non hai ancora il quadro di cosa, perché è un qualcosa che rema contro, in occulto, non è un qualcosa mm, palese, evidente, ok? Dunque c'è, tra l'altro, mi sembra un po' una preoccupazione, un dispiacere, perché ho la sensazione che tu stai aspettando dei soldi, ti devono arrivare dei soldi, ok? È un qualcosa che tu, secondo me, aspetti, però devo dirti che avrai quello che ti deve arrivare, e sarà un qualcosa di favorevole. Vedo comunque delle buone comunicazioni e anche la possibilità appunto di cogliere delle occasioni che ti aiuteranno a mettere a posto un po' le cose. Forse o avrai l'aiuto di una vecchia signora, qualcuno, qualche parente tua, o magari la madre, o qualcuno comunque più grande che può darti una mano, e vedi che magari coglierai l'occasione di farti aiutare da questa persona. Però non vedo, a parte questo momento presente dove fai bene, cioè, lo vedo che sei in ansia, in preoccupazione. Andrà meglio però, Simonetta, ok? Non so ancora bene come, ma questa cifra deve arrivare, ma io ho la sensazione che tu sai che deve arrivare una cifra. Vediamo un po', Tamara, soldi, ma forse ti avevo già risposto. Ok, allora, buonasera. Allora, Chiara Tricarico. Vecchio o nuovo amore, Chiara, dammi la tua data, per favore, ti rispondo dopo che mi metti la data. Allora, intanto Zamena, buonasera. Oh, hello Elide Orlando, ciao. Ciao Maria. Allora, oh mamma, ho di nuovo fatto il girare il, la rotellina troppo, vediamo. Sì, vero, confermo la casa. Allora, grazie di cuore, cara amica, arriverà un amore. Ah, ok, ma mettimi la tua data. Cinzia, vediamo se tu mi hai messo la data. Sì. Buonasera Ilde, puoi dirmi per favore se trovo lavoro per la stagione? 17 agosto 65. Vediamo Cinzia, se trovi lavoro per la stagione. Sono arrivate le 9, io devo fare il cerchio di fuoco, praticamente. Cinzia, visto che ho detto che ti rispondo tra 5 minuti, il tempo di fare il muro di fuoco, mi raccomando, partecipate, che stiamo facendo un egregore di difesa per l'Italia, più chiediamo l'invio di luce di guarigione, agganciandoci alla manifestazione divina della guarigione, che attraverso Raphael, vale a dire Dio che guarisce. Ok, allora Cinzia, ti rispondo, ho già mescolato, devo poi solo tagliare, però perdonami, ma alle 21 io ho un appuntamento fisso tutte le sere con i magici Arcieri Bertoldini, un gruppo che saluto, che sta collaborando appunto a questo progetto,
e si sono presi a cuore la difesa per tutti. Bene, cominciate anche voi se lo sapete, se sapete farlo, altrimenti guardate, imparate e fatelo anche voi quando potete. Avvio il timer. Yod he bau he. Adonai. He he ye. Agla.
E anche per questa sera abbiamo rafforzato il muro di fuoco. Tra l'altro stamattina il Marietto Veneziano ha fatto una bellissima pillola che vi consiglio di andare a guardare, dove ha mostrato attraverso il circuito Cervo Bombardier come rafforzare il cerchio di fuoco con il pendolino. Dunque è anche quello un esercizio molto valido che potete fare. Vi invito dunque ad andare a vederlo sul suo canale YouTube. Come promesso rispondo a Cinzia per il lavoro della stagione. Avevo già mescolato, dunque procediamo al taglio. Sembrerebbe che dipenda o che comunque c'entri anche un'amica. Ma sai, io penso proprio di sì. Certo, adesso ci sono parecchi ostacoli e ti devi dar da fare. Guarda, ci sono addirittura le due carte nemico-nemica, sono tutte e due presenti. Mi rendo conto che le cose, cioè, non sono semplicissime e che appunto ci sono delle difficoltà o comunque che provengono dal passato, almeno nel passato recente. Però chiude con la fortuna e dunque c'è appunto la possibilità di questo nuovo inizio. Diciamo che al presente ci sono delle preoccupazioni, qualcosina a cui devi badare e in effetti hai un qualche progetto, qualche cosa. È possibile che tu, non lo so, non è che è chiarissimo, però probabilmente è un lavoro che ha a che fare, oltre alla stagione estiva, sicuramente ha a che fare con le vacanze, forse con qualche posto di mare, turistico. Comunque sì, lo vedo, sai, perché c'è la carta del cane che porta successo, successo che però dipende da uno spostamento e ti dovrai spostare e comunque sì, per me sì, verrai chiamata per la stagione e probabilmente ehm, ritengo che sia un lavoro che tu fai già, che tu conosci già, non è nuovo, ok? È un qualcosa che fai già da anni, da tempo. Comunque sì, io penso di sì. Sei a servizio da qualche parte, comunque sì. Bene, allora, come promesso ho risposto anche a Cinzia, vedo velocemente i messaggi che mi avete mandato prima di salutarvi, saluto Melissa. Purtroppo Melissa ti chiedo, ho visto che hai scritto la domanda, di tornare venerdì, che farò di nuovo la diretta fra le 20:30 e le 21 come questa sera. E poi anche la stessa cosa, invito anche Marisa, Chiara, Roberta e tutte le altre persone che mi hanno scritto una domanda, mi raccomando, venite prima perché è in ordine di arrivo, dunque non riesco a rispondere a tutti perché mi piace rispondere comunque bene, un po' approfonditamente. Dunque io vi ringrazio sia per essere stati in mia compagnia, sia per aver contribuito col muro di fuoco. Se non vi ho risposto, tornate venerdì. Domani sera siamo in diretta anche sul canale YouTube del Marietto Veneziano. Se mi vuole ospite, sono anche lì con lui. Bene, poi noi ci troviamo comunque venerdì e sabato nel pomeriggio. Comunque questi appuntamenti ve li comunico poi man mano che ci vediamo. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. A presto dalla vostra Hilde. Ciao ciao!